va bene. Io telefono. Che c'è? Ma mentre sta raccontando questa cosa drammatica le vibra il telefono. Pronto? Mi scordo. Sì. Oh, Alfio. Suo cugino Alfio. Alfio, sì, qua su in televisione. Sì. Sì, in trasmissione con Signor Rosa. Sì. Come non lo vedi? Qua è. Volete inquadrare sto nozzondello? Volete inquadrare? Alfio! Vai. Signor Lo Alfio. stai vedendo? Signor Alfio, sì. Come? Si è fatto brutto? Vabbè, insomma. Sembra così, esatto, quello è. Non te lo ricordavo così, vuoi vedere le facce? Quale A ce ne presa? Quella. Ci vedete in primo piano? Sì, Alfio, di faccia. Alfio, questo sono. Lo sta vedendo? Bello non sono stato mai. Quindi, di facci è brutto? Che io vedo di profilo non si può tagliare. Come? È curto? Sempre tanto è stato. Guarda, che stai inventando l'acqua calda, sempre tanto è stato. Come? No. Dice che ci pare scandato lei. No, spaventato. Quando è un po' emozionata, rilassato, però certo, sicuramente. No. Teso. Sì, teso. Sì. Ti pare effeminato un po'. Scusa un attimo, signor Rossa. Scusa un attimo. Perché devo subire questa cosa? Come ti pare effeminato? Ma dove sta? Ma cara mia mi fa sta pressione. No, ma non c'è, certo, ma carica fosse, non ci fa niente. Ma dillo, santo cristiano. Certo. Ma che ti mucci, spot parla di femmine, la gente parlare di femmine. A questo come a pigliare smenetio, a questo ci rompo i costi, sì, da così. Va bene. Perché mi hai chiamato, scusa un attimo? No, prego, se vuole ce ne andiamo tutti, torniamo un'altra volta. Come? C'è il pubblico. C'è il pubblico qua. Sì, c'è il pubblico, che il pubblico ha sempre ragione. Il pubblico ha sempre ragione, sì. Un saggio si sta preparando. Scusa un attimo. Sì. Si sta preparando per la licenza media. Lui? Sì. A quanti anni? A scuola serale sta pigliando. Da grande? Da quando andavo che io mi pigliai sto titolo di studio. Che titolo ha preso lei? La licenza media? Sì. Ora tutti i parenti sapevano pigliare macate. E per invidia, sono invidiosi. Per invidia, che fare io? Che fare? C'hai la lapa, vuoi tenere un giardino, vuoi che cacoccio, che fare con titolo. Pronto, Alfio? Sì. E a chi vuoi di me? Mi stai interrompendo. C'hai una domanda di geografia che non saprò rispondere. E te la devi fare io. Ma che cos'è più lungo? Il Po o il Rio delle Amazzoni? A me mi pare il Rio delle Amazzoni. Secondo me pure, sì. Sì, il Rio delle Amazzoni. Il Rio delle Amazzoni è più lungo. È più lungo, sì. Come se sogno sicuro? Sogno sicurissimo. Sì. Il Rio delle Amazzoni di 14 lettere, uomo. No. Che vuoi dire, mia, cretino? Ma no, più sicuro. Lungo. No, più lungo per le lettere. È più lungo perché è più lungo. Va bene. E non dire male parole, che male parole li dicono le persone ignoranti, le persone incolte, le persone che non sono educate. Puttana della miseria, puttana di Eva, ma scusi, Giuda. Ma lei non dire male parole. Predica bene e razzano male, ma insomma. Vabbè, scusi, guardi, io le permetto tutto, però mentre lei è sul palco non deve rispondere al telefono, per favore. Non è educato, noi diciamo anche a tutti i nostri amici che vengono al Teatro BC di spegnere il telefonino. Avanti. Tanto mi devo scusare. Prego. Allora, cioè mia moglie sola a casa, non me la sento di spegnere. Ah, bene, allora se è per questo che lo facciamo succedere qualche cosa, ma arriva la notizia camosse per dire... No! Non vai a festeggiare subito. Ma come io pensavo che lei lo tenesse acceso per preoccupazione. No, per sapere cose. Che altro è successo? Basta, abbiamo cascato in da playa. Alla playa, vabbè. Perciò io appena cascamo in da playa, lei ci viene incontro, che lei con la solita fortuna è leso completo. Vabbè, l'abbiamo detto, non mi ero fatto niente. Sì, signor La Rosa, ha visto che mi ha trattato male, che mi ha detto male parole. Sì. Lei si scorreggia troppo facilmente. Lei non si deve scorreggiare, signor La Rosa. Ha visto che siamo stati fortunati. Io mi scoraggio, semmai, molto facilmente. Esatto. Ha visto che siamo stati fortunati. Ora siamo alla praia. Sì. Ora ci mettiamo a camminare dalla sabbia, arriviamo da rotondo dove c'è il bowling, ne pigliamo l'autobus e ne raccogliamo a casa. Va bene. Non faccia così. E ne iniziamo a camminare. Perfetto. Camminiamo, lei a fianco a me, io a fianco a lei, tutti e due a fianco dell'uno dell'altro. Beh, certo, due eravamo, uno accanto all'altro, quindi... Certo, io ero, con tutto che avevo il ginocchio, ero più nella mia andatura, lei in bocca arrancava di mia. Vuol dire che mi ero fatto più male. No, lei leso completo. Leso completo. Stiamo camminando, cammina, e lei dice, ma scusa, lei sempre si scorreggiava sempre. Senta. Dice, ma poi...
Dice, ma io mezz'ora che camminiamo. Ma com'è? Dice, signor La Rosa, stia calmo, che ora vedrà che arriva a rotonda. Ora vediamo la rotonda o vediamo il mare. E camminiamo. E lei sempre, ma mi pare che ne perso. Ma come ne potremmo perdere la praia? La playa è lunga. O no, a Paradiso degli Aranci, o non arriviamo a rotonda da Bubbling. Sì. O non arriviamo a mare. Camminiamo, rotonda, mare, rotonda, mare, rotonda. Quanto dura questa cosa? 2 ore. Appunto. Che dopo più di 2 ore, signor La Rosa, quale rotonda? No? Quale mare? No? Che avevamo cascato nel deserto del Sararà. Ah, non era la playa? No. E che cosa era? Il deserto del Sararà. Ah. Dall'Africa. Ah. Ah. Che dopo... Senta, Sahara. No, deserto del Sahara. Che lei come si è reso conto che eravamo nel deserto del Sararà? Sì, vabbè. Sarà. Che male parole! Ancora? A mia! Che un dame adesso dice, ma guarda sto sbarracotto, ma guarda che sembra un soggetto individuo veramente, che uno che dice, ma uno che è un signore indistinto ortopedico, e invece che mi risulta uno che non è più un bambino, uno che è adultero, che mi risulta un poco. Dai, testa Va di bene. Basta, stavamo camminando nel deserto del Sararà. Guarda in che dramma mi sono andato a infilare. Un sogno che non finiva mai. Terribile. Arrivato a un certo punto, Piglia, non vi vedo che eravamo soli. Stanchi, abbruciati da sole da faccia, assetati, quasi abbrutiti. Sì, Noi già c'è. Non ti compare davanti, dietro una montagnola di sabbia, un giospo? Non c'è scritto Seltzer e limone. Nel deserto. Seltzer e anici. Il chiosco con la scritta Seltzer e limone, quindi come se fossimo a Catania. Birra, scioppini di birra, birra grande, birra piccola. Mandarino e limoni. E lei arrivava da, si appoggiava un domangone, ci dice, quando è un mandarino e limone? Sì. Che dice 5 euro. E lei a faccia sei un ladro, se ne io. Per non dare 5 euro, signor La Rosa. Per non dare 5 euro. Devo dire che quando uno trova un chiosco in mezzo al deserto si prende di tutto, però, vabbè, niente. All'improvviso, mentre eravamo, che stavamo camminando da sabbia,